casa. Dicendo adesso. È una roba orrenda. Cioè adesso lì Salvini continua a dire alla televisione che è la regione meglio amministrata in Europa, al contrario. Se le proposte vengono da noi, sì. sono proposte vere, efficaci, cioè, non è certo, che reali. Proposte, cioè tu praticamente se assumi una persona a tempo indeterminato, 25.000 euro in 3 anni risparmia un datore di lavoro. Sì, è ovvio che per noi attività stagionali abbiamo un gran problema comunque, cioè, i costi sono alti. Sto diventando un punto di riferimento perché sono l'unica che vi ascolta. Hanno distrutto la cosa più grossa che invece in Europa e nel mondo si sta attuando adesso, cioè l'unione fra ortopedia e riabilitazione. Galan ci disse che lui non aveva paura del sciopero di petrolchimici, non figurarsi aveva paura di 4 carrozzine, però 4 carrozzine sono ancora qua, lui. E i servizi legati, ecco, alla salute che deve appunto essere garantita a tutti, non può essere un privilegio per pochi. Noi dobbiamo rimettere al centro dell'azione della politica la dignità di tutte le persone, di tutti i cittadini. L'attenzione al rispetto della natura e il rispetto del luogo. Questi due concetti ha ribadito la Moretti, ascolto e umiltà. Qui in queste zone noi abbiamo il 68% di turismo straniero. Secondo me il turismo è uno dei settori su cui noi dovremo nei prossimi 10 anni investire di più. Io credo che il Presidente debba essere attento ai territori, poi bisogna che sia presente nei tavoli di crisi, nelle aziende che sono in crisi, quindi per difendere i posti di lavoro e dovrà essere presente in Europa per difendere le ragioni, voglio dire, del territorio. Più attenzione ai giovani dal punto di vista soprattutto coinvolgerli in attività politica. Io non tutelo i cittadini mettendomi le magliette, Renzi a caso, ma non è così che io garantisco il cittadino. Lo garantisco attraverso un'azione a 360 gradi dove però anche la regione deve fare la sua parte. È troppo comodo dire che è sempre colpa di Roma. Lasciato qua come una cattedrale nel deserto. Abbiamo il discorso delle pale eoliche che è partito decisamente, sembrava con maggiori vantaggi perché sono partiti con 100.000 euro annuali, dopo hanno detto 40 e quest'anno hanno pagato 25.000. Per cui noi abbiamo già dato una risposta, abbiamo un piano straordinario per il lavoro che sarà dedicato a dei settori strategici, turismo, agricoltura, piccola e media imprese e artigianato, che sono i settori sui quali ovviamente il Veneto ha delle leve importanti da giocare.